Faremo di tutto per evitare maxi hub e tendopoli nelle città. Il PD padovano attacca la Lega e Fratelli d'Italia accusati di aver smantellato il sistema SAI di accoglienza e integrazione. Per il segretario PD cittadino Franco Corti, se si creeranno hub o tendopoli, i colpevoli hanno nomi e cognomi. Il segretario regionale Stefani, i vari onorevoli Bitonci e Ostellari che vediamo commentare sui social in linea anche insomma, con questa polemica. Vediamo anche che c'è stato un attacco verso lo stesso governatore Zaia e il sindaco Conte per aver preso, come dire, queste posizioni che non sono posizioni di destra o di sinistra, sono posizioni di amministratori che devono prendere in mano e affrontare questa situazione. La questione migranti agita anche la Lega, che vede contrapporsi la posizione del governatore Luca Zaia e del presidente ANCI e sindaco di Treviso Mario Conte, favorevoli invece ad un sistema di accoglienza diffusa. Quello a cui stiamo assistendo è una lite interna alla Lega, che però dimentica che in mezzo ci sono delle persone e in mezzo c'è la necessità di pensare a come fare il miglior servizio di accoglienza, per il bene delle persone da accogliere, ma per il bene di tutte le città che devono portare avanti questa azione. Serve un sistema di accoglienza diffusa e di collaborazione tra prefetture e comuni, diocesi e volontariato. La questione migranti non si può ridurre ad una mera speculazione politica di destra in calzacorti. Quello a cui assistiamo sono delle continue giravolte per motivi di opportunismo politico. Sono state criticate queste strutture negli anni perché si voleva fare speculazione sul tema dei migranti e oggi in maniera scomposta la Lega attacca da un lato l'accoglienza diffusa, che è il sistema che stava cominciando a dare qualche risultato, che amministratori di tutte le parti politiche, guardate, quindi del centro-sinistra ma anche del centro-destra, stanno applicando nei territori, e portando un attacco a questo strumento, e senza però dare delle alternative, e le alternative sono purtroppo quelle che abbiamo già visto, i maxi hub, le tendopoli, le situazioni di forte criticità che conosciamo.